E una buona serata arriva da me, buonasera, benvenuti in questo nobile teatro che si apre questa sera nuovamente alla cultura per un momento importante per la città e non solo, per il percorso di questo bicentenario dedicato al sommo artista, ad Antonio Canova, che trova qui casa anche a Castelfranco Veneto con un qualcosa di particolare che questa sera andremo a scoprire. E non lo farò da solo, ma assieme a dei illustri studiosi e personaggi, direi proprio tali del mondo della cultura, ma non spetta a me presentarli perché il benvenuto iniziale lo lascio all'assessore alla cultura della città di Castelfranco Veneto, Roberta Garbuio, che invito qui per un saluto iniziale. Buonasera, Assessore. Sì, grazie e buonasera a tutti. Come ha già anticipato il dottor Andrea Moroso, siamo questa sera qui per presentare una mostra per celebrare l'annata canoviana. Castelfranco e tutta l'amministrazione ha voluto però non celebrare solo Canova, anzi celebrare Canova con un focus legato anche al nostro brand cittadino e quindi Giorgione. Quindi anzitutto i miei ringraziamenti vanno al dottor Melchiorre e a tutto il comitato scientifico per la realizzazione e ovviamente a tutto lo staff del Museo Casa Giorgione. Vorrei soffermarmi su 3 aspetti di questa mostra. Anzitutto la sinergia con gli istituti scolastici castellani, in primis con Martini, Rosselli, Lepido Rocco per quel che riguarda l'assistenza e l'aiuto nelle guide cittadine, la guardiania. Ma poi abbiamo anche un nuovo partner, l'Istituto Alberghiero Maffioli, che ringrazio personalmente in quanto a loro spetta il grande compito di legare l'arte culturale con l'arte culinaria e sono certa che lo faranno al massimo in quanto hanno ideato un piatto proprio per l'inaugurazione che degusteremo all'esito della serata del Settecento e quindi grazie alla loro professionalità veramente della loro collaborazione. Un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare è quello della sinergia tra le amministrazioni. Abbiamo infatti instaurato un rapporto con l'amministrazione di Possagno e l'amministrazione di Bassano e saluto il delegato e l'assessore al bilancio dell'amministrazione stessa, in quanto abbiamo ideato come amministrazione di Castelfranco una riduzione del biglietto al visitatore che ritiene di visitare, oltre al Museo Casa Giorgione, anche gli altri siti culturali che omaggiano Canova e reciprocamente. Questo è un aspetto particolarmente a cui l'amministrazione ci tiene in quanto oltre a fungere da volano culturale è anche un volano turistico e quindi un indotto anche economico. Il terzo aspetto che mi interessa sottolineare è che grazie appunto alla Gipsoteca Canova e quindi alla dottoressa Mascotto e all'amministrazione di Possagno abbiamo dato concretamente atto di una sinergia che deriva anche dal recente progetto approvato anche dalla Regione Veneto Terre Natie e ringrazio anche il dottor Del Deppo della magnifica comunità di Tiziano che è qui presente e io mi fermerei qui e lascerei nel merito la parola ai successori. Grazie. Grazie Assessore, buon lavoro a lei e al suo staff. Andiamo a conoscere proprio invece chi fa parte un po' del tavolo questa sera, ma soprattutto del comitato scientifico che ha seguito un po' l'evoluzione e la preparazione di questa grande mostra che ricordo si aprirà questa sera con il taglio del nastro e rimarrà aperta sino al termine del mese di marzo 2023. Quindi con noi c'è il direttore della Gipsoteca di Possagno, buonasera, la dottoressa Moira Mascotto, grazie per essere ancora con noi qui a Castelfranco Veneto. Antonio Carradore, buonasera, studioso, storico, persona che diciamo che ha curato anche tutto il percorso sul Giorgione
e il nostro direttore, direi proprio nostro, perché costantemente segue dagli uffici della piazza l'evolversi non solo della mostra ma di tanti eventi, Matteo Malchiorre. Grazie direttore per essere con noi. Quindi a loro il compito di accompagnarci questa sera nell'introduzione della mostra che questa sera andremo ad inaugurare. Ma siamo ancora nei saluti prima di lasciare la parola a loro e quindi chiamo qui per un saluto iniziale Valerio Favero della Fondazione Canova, che non c'è? Ah, porta lei i saluti. Porta lei saluti, benissimo, allora quindi ringraziamo appunto l'assenza. Tra le altre cose ricordiamo anche che doveva essere con noi questa sera Fernando Mazzocca, quindi storico dell'arte, che purtroppo per qualche problema personale non ha potuto e quindi porto anche i suoi saluti. E allora andiamo direttamente a Giuseppe Cugnal, giusto direttore? Giuseppe Cugnal che mi dicono che è in sala, benvenuto quindi della Presidente dell'Opera del Tempio di Possagno, che invito qui per il saluto iniziale. Grazie di essere con noi questa sera. Mi dispiace che non c'è il sindaco di Possagno, il dottor Favero. Porto io i saluti dell'opera dotazione del Tempio di Possagno, che ha dato un modesto contributo di un busto del Deste di Antonio Canova. E a nome dell'opera del Tempio di Possagno e di tutto il Consiglio saluto tutti e auguro un buon proseguimento e una buona fortuna alla mostra. La ringrazio, buon lavoro anche a lei. E diamo il saluto ad Emanuele D'Andrea, vicepresidente della magnifica comunità del Cadore, che è sceso qui, diciamo, a valle, perché anche la comunità del Cadore è interessata a questo progetto e capiamo un po' insieme ad Andrea in che modo la comunità del Cadore, che ringraziamo qui presente a nome un po' dell'intero direttivo. Buonasera. Buonasera, poche parole in questo tempio illustre dove si suonavano le musiche di Verdi, di Donizetti e dove la cultura era di casa. Consentitemi di leggere un paio di concetti che riguardano soprattutto la magnifica comunità di Cadore che molti spesso non conoscono. Un saluto dunque dalle genti di Cadore, rappresentate dalla magnifica comunità che fin dal 1300 ha realizzato una propria autonomia, ha realizzato uno statuto con le proprie leggi e con un sistema amministrativo autonomo dagli imperatori, dai patriarchi di Aquileia e poi dalla Repubblica di Venezia. Per l'artefice fu proprio un giurista trevigiano che ebbe modo di redigere lo statuto e che è rimasto in vigore fino all'arrivo di Napoleone nel Veneto e in Italia. Oggi è povera di popolazione ma non di arte, di cultura, di bellezza e fa arte, cultura e bellezza è custode della casa di Tiziano, della casa natale di Tiziano a Pieve di Cadore. Verrà celebrato a dicembre il centenario della dichiarazione di monumento nazionale. La comunità che da allora è vissuta fino ad oggi raccoglie i 22 comuni cadorini e un tempo anche Lampezzano. Rappresenta l'unità spirituale, culturale e territoriale del Cadore e costituisce il punto di riferimento delle realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio. È proprietaria, come dicevo, e tutela la casa di Tiziano Vecellio e ha acquisito la biblioteca tizianesca da cui proviene il volume di Carlo Ridolfi, Le meraviglie dell'arte, che potrete poi ammirare nell'esposizione a casa Tiziano ce l'ho sempre in testa, a casa del Giorgione. L'importante testo critico al suo interno conserva delle riproduzioni a stampa, fra le quali appunto l'immagine di Giorgione. Nell'ambito della valorizzazione dei patrimoni culturali locali e per promuovere e valorizzare le terre che hanno dato i natali a tre grandi artisti veneti, Antonio Canova, Giorgione e Tiziano Vecellio, tra il Cadore, Castelfranco e Possagno, si sono gettate le basi per una fruttuosa collaborazione. Attraverso la valorizzazione dell'opera di tre maestri si possono generare dei progetti che portino benefici a delle terre affascinanti, ma che in precedenza poco avevano collaborato. Questo potrà generare una crescita culturale, sociale ed economica non solamente locale. Oso dire che il Veneto, ma anche l'intero mondo dell'arte, guarda a questa iniziativa nata oggi. Grazie ancora per l'invito e buona serata. Grazie a lei. E quindi uniti in segno di queste terre natie di Giorgione, Tiziano e Canova, e quindi buon lavoro e chissà appunto che il nostro vessillo della regione Veneto possa sventolare alto grazie a tutte queste tre realtà, esatto. Grazie a lei, buon lavoro.
E l'ha anticipato prima l'assessore, con noi questa sera l'assessore al bilancio della città di Bassano alle Grappa, Marco Vidale, che porta il saluto dell'intera amministrazione per questo Canova che arriva qui anche grazie alla collaborazione della città ai piedi del Grappa e sul Brenta. Sì, grazie, buonasera a tutti intanto e complimenti per questo fantastico teatro che un po' vi invidio. E niente, porto ovviamente i saluti del sindaco, dell'assessore alla cultura che per impegni anche collegati sempre alla cultura non possono essere presenti. Infatti a Bassano si inaugura oggi una mostra su Jacopo da Bassano, un altro grande artista. Infatti le nostre terre sono note per la grande ricchezza culturale, per il grande patrimonio che ci ha lasciato la storia. C'è un'importante collaborazione con i musei di Bassano, grazie alla collaborazione tra le amministrazioni, tra l'amministrazione di Castelfranco di Bassano, che ha prima citato l'assessore alla cultura, della possibilità di avere delle riduzioni sui biglietti per chi visita le mostre. Questa mostra che inauguriamo oggi è la mostra su Canova, la mostra Io Canova, Genio Europeo, inaugurata un po' di tempo fa a Bassano e che dura fino al 26 febbraio. Ecco, niente, non mi dilungo ulteriormente, lascio andare avanti la serata con gli esperti e vi auguro una buona serata e una buona mostra. Grazie Assessore, buon lavoro anche a lei, e quindi l'invito è sicuramente quello di visitare la grande mostra del Canova fino a fine febbraio al Musei Civici, giusto Assessore? Benissimo. E qui poi siamo con Francesca Antonacci e Damiano Lapicirella, che dovrebbero essere in sala. Ecco, non so chi dei due, se volete venire tutti e due per il saluto iniziale. Sono appunto di Antonacci La Piricella Fine Art di Roma e sono del resto appunto, non dico, buonasera, non dico l'attore principale, ma coloro che hanno prestato l'opera, insomma, che hanno concesso anche che quest'opera, che andremo dopo a conoscere da vicino, toccheremo con mano, dopo averla tanto vista, diciamo, in fotografia, la possiamo apprezzare per intero. Benvenuta in Veneto, benvenuta a Castelfranco allora. Grazie, e soprattutto volevo ringraziare il direttore Matteo Melchiorre, il comitato scientifico, il comune di Castelfranco Veneto per questa bellissima iniziativa che ci ha dato la possibilità di esporre al pubblico in una sede istituzionale il nostro dipinto ritrovato. Diciamo che questo episodio posso dire che conferma la bellezza del nostro lavoro, cioè episodi come questo rendono appassionante il lavoro dell'antiquario, che dedica il proprio interesse nella ricerca e nella valorizzazione delle opere, e poi diciamo l'epigone è proprio nella riscoperta di capolavori che sono andati perduti, come in questo caso, che è capitato a noi, in quanto si sono rivolti a noi i proprietari che custodivano questo quadro, incuriositi da una tavola cinquecentesca, ma da una pittura che invece sembrava non essere cinquecentesca, e quindi sapendo diciamo, io ho dedicato nel tempo molti studi a questo periodo storico e per questo si sono rivolti a noi, e noi dall'inizio abbiamo subito un po' intuito che potesse essere quest'opera del Canova, che avevamo letto dalle fonti, 4 fonti importanti, le più accreditate sulla storia di Canova. E quindi abbiamo come prima cosa fatto eseguire la riflettografia, che poi ha evidenziato la Madonna col Bambino, dove appunto le fonti dicono che Canova dipinge su una tavola 500 con la Madonna e il Bambino. Da lì siamo andati avanti sempre di più fino poi ad avere ovviamente la conferma da Fernando Mazzocca, che è lo storico di riferimento di Antonio Canova, e che poi appunto è stata riportata nel catalogo edito dalla Galleria nel 2018. E quindi eccoci qua, questa è la storia del dipinto che poi vedrete in mostra al Museo Casa Giorgione. Penso anche qualche emozione arrivare un po' a Castelfranco, la città del Giorgione, la terra del Canova, da Roma, e vedere quest'opera in mostra. Sì. È la prima volta che è in mostra quest'opera. Assolutamente, infatti quindi è una primizia. primizia. Per questo ringrazio di cuore per averci
richiesto l'opera in prestito che abbiamo accordato immediatamente, proprio perché è un'opera che è giusto che venga vista dal pubblico, cioè da tutti, non solo in galleria o dai nostri amici o clienti o persone che vengono a vederla per curiosità. Ho visto che hanno stampato un bellissimo catalogo dove appunto c'è la storia del dipinto, e quindi sì, felici di essere qua e felici di vedere il nostro bambino ritrovato qui in mostra. Nella terra natale. Bene, esatto, benvenuta vicino quindi. a Giorgione, Certo. appunto, che è stato, diciamo, non tanto la sfida quanto proprio in qualche modo... Beh, diciamo Canova appunto si è confrontato con la pittura veneta moltissimo ed è stata una parte fondamentale nella sua vita artistica. Poi appunto lo studio e la dedizione e il confronto con la pittura veneta si vede anche nella scultura. Cioè lui ha proprio quasi tentato di rompere le barriere tra scultura e pittura. Questa è stata una cosa molto importante ed è importante anche mettere in luce questo aspetto di Canova, certamente conosciuto nel mondo come scultore, ma anche molto significativo come pittore. Bene, grazie, quindi ci vediamo dopo per il taglio del nastro. Benvenuta nuovamente a Castelfranco Veneto. E quindi un catalogo anticipava che andrà sfogliato, andrà letto pagina dopo pagina, curato nei dettagli e nelle foto, ma questo catalogo cominciamo un po' idealmente a sfogliarlo questa sera con il nostro tavolo di curatori, e quindi a partire proprio dal curatore della mostra, il nostro direttore Matteo Melchiorre, e lascio a te, direttore, iniziare questo percorso che poi arriverà con il taglio del nastro e finalmente la visita attesa del quadro e di questo percorso che avete preparato nel corso di questi mesi. Quindi buon lavoro, prego direttore. Dunque, buonasera a tutti. Pensavo naturalmente come così riuscire nelle poche battute, insomma, che sono quelle che stanno bene in un contesto come questo, a dare un po' conto sia da un lato del lavoro che c'è stato, sia del clima che c'è stato anche in questo lavoro, e sia del percorso, del racconto di questa mostra. Dunque, credo che se non iniziassi dei ringraziamenti sarei veramente irriconoscente verso tutte le persone che hanno fattivamente a livelli diversi collaborato nella realizzazione di questa mostra. Una mostra si fa in tanti, questo lo sappiamo, è vero. Ci sono le istituzioni coinvolte nei prestiti, le soprintendenze che ci seguono nelle procedure per i prestiti, che ci consigliano quello che va fatto per il meglio e come. Poi oltre ai prestatori, gli staff, e coloro che forniscono la propria competenza in cose che naturalmente chi ha un'idea, diciamo, concettuale di un percorso, di un ragionamento che prova a essere messo visivamente su dei pannelli all'interno di certe stanze, e quindi tutte queste persone, quindi io vorrei ringraziarli un po' tutti, benché brevemente, a parte le persone che hanno composto con me il comitato scientifico, senz'altro per la progettazione, l'allestimento, la progettazione della grafica, la fotografia, la comunicazione web, lo studio Ozium di Alessandro Fraccaro, che ci ha seguito passo passo, cercando di tradurre in realtà le nostre idee e apportandone di proprie. Poi per la realizzazione di questo allestimento Elia Gazzola, per la stampa degli apparati didascalici print materia, per i trasporti e l'installazione delle opere, e vorrei anche dire, consentitemi, per un prestito di opera sui generis interlinea. Troverete un oggetto un po' particolare in mostra, che per i traslochi la cooperativa Via Vai, e poi vorrei spendere delle parole un po' più dirette, più esplicite a questo gruppetto che a un certo momento, insomma, si è formato negli ultimi mesi di questa mostra, al quale sono veramente grato, perché è stato un aiuto loro veramente fondamentale, veramente su tanti piani, della competenza, della dedizione, dell'impegno, del rigore e anche del bel tempo trascorso insieme, che è importante. E quindi io li ho chiamati, insomma, per l'organizzazione generale, Marta Favaron, Lisa Rebellato e Alice Vivian, le persone che più
hanno collaborato più strettamente con me nella parte proprio di organizzazione di questa mostra. E le ringrazio e vi chiedo un applauso per loro. Ecco, verrei a questo punto alla mostra. La mostra è fondamentalmente un tentativo di fare un racconto, di raccontare una vicenda. La vicenda non era sconosciuta, la vicenda era nota, era stata studiata e individuata dal professor Mazzocca e noi abbiamo pensato di riassumerla nel titolo di La beffa, perché questo in fondo è l'episodio. Una memorabile beffa concepita da Antonio Canova insieme al principe Abbondio Rezzonico a Roma nel 1792, e se dovessimo così un po' collocarla all'interno di quale polemica, insomma, può essere un po' lo scontro tra scultura e pittura, insomma, quella querelle, no? Un po' irrisolta, alla quale Canova ha tentato di dare una spiegazione e un messaggio in questi termini. L'idea era questa: sapete che esiste un Canova pittore, di questo la dottoressa Mascotto poi dirà qualcosa, e questa è la condizione prima che ha reso possibile la realizzazione di questa beffa, perché Canova intese confrontarsi con Giorgione e realizzare un falso, in sostanza, ecco, un falso giorgionesco. Questo per noi che abbiamo il Museo Casa Giorgione è importante, perché è certo che è la casa del fregio, in cui c'è quest'opera straordinaria a cui abbiamo dedicato tutti i mesi precedenti a questa mostra, come sforzi e iniziative, ma noi cerchiamo di occuparci anche della storia del mito di Giorgione, del percorso della sua fortuna critica, iconica, del suo brand per certi versi, anche se è una parola orribile per certi versi. Però è anche questo. E noi abbiamo cercato appunto di mettere insieme questa storia per raccontare un momento chiave della costruzione del mito di Giorgione. Questo momento è la fine del Settecento ed è il momento che prelude alla riscoperta di Giorgione da parte di intellettuali del calibro di Stendhal, giusto, di Lord Byron, e poi via via dentro tutto l'Ottocento, con una sorpresa che vi poi presenteremo nel corso di quest'anno. Quindi Canova dipinge questo autoritratto di Giorgione. Per dipingerlo attua dei congegni ben precisi, non è un'iniziativa improvvisata. E io adesso vorrei, prima di addentrarmi brevissimamente nel racconto di questi congegni, di come Canova fece tutto il possibile affinché questa beffa andasse in porto nel migliore dei modi, ci sono due condizioni. Le prime è quella per cui adesso darò la parola a Moira Mascotto, ed è quella che lui fosse pittore. Se Canova non avesse avuto una familiarità, una consuetudine con la pittura, questa beffa non avrebbe potuto essere minimamente architettata. E in secondo luogo, e per questo poi darò la parola passerà direi quasi direttamente ad Antonio Carradore, è il fatto che Canova si confrontò con una idea di Giorgione, una idea artistica, stilistica, ma anche con un'idea fisionomica, che andò a costruire in maniera tutt'altro che superficiale o corsiva. Ecco, grazie, passo la parola a Moira e che ragionerà intorno proprio al tema del Canova pittore. Buonasera a tutti. Prima di raccontarvi del Canova pittore porto i saluti di Fondazione Canova Onlus, i saluti del Comune di Possagno e in particolar modo quelli del dottor Valerio Favero, che è nostro vicepresidente ed è anche sindaco appunto del Comune. Questo è un anno speciale, soprattutto per Possagno, per il nostro museo, perché celebriamo i 200 anni della morte dell'artista, ma non siamo stati ovviamente gli unici a volerlo commemorare. Tante sono state le istituzioni che hanno organizzato mostre, convegni e tutto quel palinsesto utile a raggiungere l'obiettivo. Quindi a livello territoriale, a livello
livello nazionale e anche internazionale, e quindi mi fa piacere che anche il comune di Castelfranco abbia voluto appunto celebrare e commemorare questo importante appuntamento. Quando ci è stato chiesto di partecipare al progetto l'abbiamo accolto subito favorevolmente, quindi siamo stati prima di tutto prestatori di 2 opere, una testa monumentale in gesso intitolata Il Damosseno, che poi avrete modo di vedere quanto Canova abbia riportato quelle caratteristiche fisionomiche di Giorgione sia nel gesso che nell'olio su tavola. E poi abbiamo prestato un dipinto, un olio su tela, la Venere con il fauno, e da qui apro la parentesi sul Canova pittore. Sappiamo che l'artista si è dedicato molto a questa espressione artistica, ha realizzato circa 50 dipinti che sono quasi interamente custoditi presso il nostro museo, presso la casa natale, dove l'artista appunto nacque e dove trascorse i suoi primi anni di vita. In quale periodo si dedicò? Dalla seconda metà degli anni 80 del Settecento e poi per appunto tutto l'arco della sua carriera, fino al 1822. E approfondire, come faremo adesso, la Venere con fauno ci darà la possibilità di aprire una raggiera di collegamenti che valgono per quest'opera, ma vale per quasi tutte le opere che Canova ha realizzato. Ci permette di fare delle riflessioni appunto su questo lavoro condotto dall'artista, e quindi, come è già stato anticipato dalla dottoressa Antonacci, sul fatto che Canova abbia guardato ai maestri del passato e in particolar modo ai maestri del Cinquecento, i maestri veneti, e quindi non possiamo non citare Tiziano e Giorgione. Ma grazie a un quaderno di viaggi che lui ha steso in quel 1779, quando per la prima volta si reca a Roma e dove appunta in maniera puntuale tutte le tappe che vengono fatte prima di arrivare nell'allora capitale pontificia, scopriamo quali sono i musei che lui ha visitato, anche le collezioni private, e quindi annota appunto in maniera molto puntuale e meticolosa qual è la sua critica verso le opere che ha occasione di vedere, e si sente che questa sua critica va anche al di fuori degli schemi, da quella che era il piacere o meno del sentore dell'intelligenza dell'epoca. Poi ci permette anche di fare un'altra riflessione, che la pittura per Canova è un incubatore di idee. Infatti, se noi immaginiamo la Venere con il fauno oppure la Venere con lo specchio, che sono state realizzate, pensate un po', rispettivamente nel 1792 e l'altra nel 1787, queste sono state utile a realizzare poi quell'opera celeberrima che è la Paolina Borghese come la Venere vincitrice, e la commissione gli è stata fatta, gli è arrivata nel 1803 dal principe Camille Borghese, quindi pensate un arco di tempo veramente molto importante. L'altra considerazione che le opere pittoriche canoviane ci portano a fare è che all'inizio dell'Ottocento c'era una diatriba in corso su quale fosse l'espressione artistica più importante, se la pittura o la scultura, e ancora una volta devo citare la dottoressa Antonacci che l'ha già appunto ha fatto riferimento prima. Canova mette un po' tutti d'accordo perché porta la pittura in scultura e viceversa. In che modo? Sappiamo che i marmi di Canova portano
portano una patina, una pelle, lui stendeva della cera o l'acqua di mola appunto sulla superficie delle sue opere scultoree, a volte per stemperare quel bianco del marmo di Carrara. E a volte inseriva anche degli elementi metallici, però portava ancora la pittura in scultura attraverso la morfologia stessa delle opere, quindi attraverso i pieni, i vuoti, attraverso i sottosquadra. E in che modo portava la scultura in pittura? Quando andrete in mostra guardate bene quella tela, quella Venere con fauno, focalizzate per esempio l'attenzione alla coroncina che porta alla coroncina di fiori, che porta il fauno, oppure guardate quelle frange le frange della tenda e vedrete quanto materiche sono e quindi capirete a cosa mi riferisco. Infine dico che grazie alla pittura possiamo fare anche delle considerazioni sull'aspetto caratteriale di Canova. Sappiamo che lui è stato un artista poliedrico, è stato un artista che si è impegnato sotto varie fonti, è stato un tutore delle arti, è stato anche un legislatore. Sappiamo che ha recuperato le opere d'arte che Napoleone aveva sottratto al nostro patrimonio, che nel 1815 è andato a recuperarle. Quindi capite, un uomo che ha fatto la storia del suo tempo con la S maiuscola. E quando leggiamo le biografie che sono state stese, che parlano di lui, ci restituiscono questo un Canova che ha saputo dialogare a tanti livelli, anche con i potenti della terra. Un artista staccanovista, dedito al lavoro, un artista anche molto riservato, però attraverso alcune opere pittoriche, in particolar modo 3, e una di queste è proprio l'autoritratto di Giorgione, possiamo anche scoprire un Canova ironico, quindi un aspetto forse che è meno emerso nel corso del tempo, meno conosciuto. L'opera, prima di essere esportata qui a Castelfranco, è stata restaurata e quindi, come tutti i restauri del nostro museo, prima di intervenire direttamente facciamo dei lavori, delle diagnosi, degli interventi conoscitivi, quindi delle radiografie, delle fotografie multispettrali, a volte quando riteniamo opportuno e quando sempre ovviamente in dialogo con la soprintendenza facciamo anche dei prelievi, quindi abbiamo avuto modo nel corso del tempo di conoscere meglio l'artista, quello che era il suo ductus pittorico. E quindi anche in questo caso abbiamo fatto questo lavoro a monte prima appunto del lavoro di restauro vero e proprio, e quindi abbiamo scoperto che l'artista ha modificato l'opera nel corso del tempo, ha avuto dei pentimenti, per esempio ha modificato la posizione del braccio destro, ha modificato la posizione del viso. Bene, prima di passare la parola al collega, volevo ringraziare l'amministrazione comunale, gli organizzatori per questa bella mostra che è veicolo, modo per valorizzare ulteriormente il nostro grande pittore e il nostro grande artista, scusate. In particolar modo vorrei ringraziare il dottor Melchiorre per avermi coinvolto nel comitato scientifico e infine vorrei anche dire che questa è stata un'occasione per entrare ancora più in stretto rapporto con in quella collaborazione chiamata Terre Natie. Come è stato detto precedentemente, questo accordo che abbiamo fatto, che appunto il Museo di Possagno ha fatto con il Museo di Castelfranco e con il Museo Tiziano, con Casa Tiziano di Pieve di Cadore. È stato un accordo che è partito da
dal basso, perché è partito dall'idea dei 3 direttori e che ha trovato subito accoglienza presso le rispettive amministrazioni. Mi ricordo la prima riunione era in piena pandemia, quindi ognuno dal proprio ufficio, dalla propria casa si è collegato e abbiamo messo quelle che erano le basi di questo accordo che poi è stato siglato lo scorso luglio a Venezia, a Palazzo Ferrofini, quindi è entrata come partner anche la Regione. Oggi possiamo toccare con mano uno dei risultati di questo accordo. Il prossimo risultato, scusate, ci sarà il prossimo dicembre a Pieve di Cadore, perché ci sarà un importante convegno dove anche noi potremo dare voce alle nostre realtà. Ognuno porterà la propria casa dell'artista con il proprio profilo. Concludo augurando davvero buona fortuna a questa bella mostra. Buon proseguimento. Grazie molte, dottoressa Mascotto. Adesso voi quando entrerete in mostra troverete un cono visuale che vi farà intravedere sul fondo in un video, una mescolanza di 2 volti, di 2 autoritratti. L'autoritratto di Giorgione in veste di David, noto come di Braunschweig, e l'autoritratto invece di Canova in veste di pittore degli Uffizi. Accanto 2 stampe derivate da questi 2 illustri autoritratti. Queste stampe introducono un po' nella sala che troverete dopo, che è quella in cui noi ci poniamo una domanda molto semplice. Io credo che sia importante in una mostra come questa, in cui il racconto è alla base, di fatto è un racconto, di mettere delle questioni sul tavolo, anche semplici, benché nella loro titolazione possano essere un po' altisonanti, no? Cioè Giorgione tra neoclassicismo e romanticismo. Capirete che è un tema che si presterebbe a mille valutazioni. Ci siamo posti solo questa domanda: che Giorgione conosceva Canova? Che Giorgione poteva conoscere? Che opere avrebbe potuto vedere, se vedeva le opere? Quali erano i mezzi attraverso i quali egli si costruì la propria idea di Giorgione? E per questo ci siamo rivolti ad Antonio Carradore, che adesso ci spiegherà qualcosa proprio su questo punto. Sì, proprio qualcosa di poche parole, perché allora intanto entrare in questa mostra sarà un po' come entrare nell'atelier, nel laboratorio privato di Canova su Giorgione. Canova pittore, abbiamo capito, e che pittore? Un pittore che dispiega gelosamente e certosinamente il segreto della sua pittura. Perché certo avete sentito una 50ina di dipinti, non sono pochi, però sono per lo più conservati a casa sua. Però in questa occasione si cala nel mondo di un maestro, Giorgione, che non sceglie a caso. Perché, l'avete capito, Giorgione è gloria trevigiana. Castelfranco non è lontano da Possagno, non dimentichiamolo. Giorgione è scelto in tempi di ripensamento critico attorno al pittore di Castelfranco, merito anche di Leopoldo Cicognara, ma non solo. Sono gli anni in cui è appena riemersa anche, tra virgolette, la tempesta, mitica Pinacoteca Manfrin, finalmente visibile. Un artista Giorgione sentito da Canova come non mai quale apripista della moderna maniera veneta, di cui Canova è consapevole di essere uno degli epigoni. Lo era consapevole lui, lo siamo consapevoli oggi. La pittura veneta, la grande pittura veneta non finisce con Tiepolo, continua anche con Canova. Maniera moderna si diceva, perché è quella fase, la maniera moderna, fatta a partire da Vasari proprio con Leonardo e con Giorgione. Vasari in quel suo edificio letterario e storiografico di biografie, le vite, tra cui la vita di Giorgione. Ed è un libro quello di Vasari. Un libro è da credere consultato da Canova, tenuto in mano. Perché questo laboratorio di Canova attorno a Giorgione è costituito da libri e da stampe. Libri che veicolano a parole la vita e le vicende di Giorgione, poi vicende reali o romanzate,
E le stampe che tramandano e visualizzano i dipinti, e non ci stancheremo mai di dirlo, i dipinti conosciuti da sempre dagli artisti anche o soprattutto attraverso le incisioni, e ne vedremo di incisioni anche di dipinti di Giorgione in mostra. Questo è il retroterra presentissimo, fattivo, concreto, con cui Canova costruisce la sua immagine di Giorgione. Canova, sappiamo, lo si è appena ricordato anche, è persona colta, sofisticata, sfoggia questa sua erudizione. Studio, ricerca, per restituire in un gioco al travestimento il suo Giorgione, che si è dipinto seguendo soprattutto il volto di Giorgione inciso da Giovanni Georgi all'aprirsi della biografia seicentesca di Ridolfi. Ed è quello il vero modello per Canova. Oltre a Vasari soprattutto ha in mano Ridolfi, la grande risposta veneta seicentesca a Vasari. Ma è dipinto soprattutto questo suo autoritratto dimostrando di comprendere che al mondo di Giorgione si procede, si accede, procedendo camuffati in in continuo gioco a sorpresa, che ha accompagnato la stessa fortunatissima galleria di autoritratti giorgioneschi, a partire da quello di Giorgione stesso, in figura di David, fiero, quel travestimento che è uno svelamento, Giorgione nei panni di David, poeta, amatore, musico, fino poi a tutti quegli autoritratti seicenteschi, settecenteschi, con i baffi, senza baffi, con la barba, senza barba, fino a Canova, che stiamo per vedere. Intuendo allora Canova come la cultura stessa di Giorgione, dei suoi committenti, fosse aperta, complessa, stratificata, dove individuare qualcosa e sempre rimandare a qualcos'altro. E allora, ripetiamolo, questo Canova l'ho capito meglio di altri. Si è calato in Giorgione, ha fatto Giorgione, lo ha rifatto, come fosse Giorgione stesso. Le analisi, già ricordate, ma anche l'esame dal vivo, dimostreranno e confermeranno questa sapientissima stesura retrospettiva infusa da Canova, ripensando al Cinquecento, ma nello stesso tempo aggiornandolo alla moda di fine Settecento, soprattutto nella conciatura, ma non solo, e restando Canova, ancora una volta, riconoscibile, se stesso, giocando con la sua stessa pittura. Perché l'elemento della pelliccia, che è indumento tipicamente giorgionesco, saremmo portati giustamente a pensare, basti ricordare la Laura di Vienna, o altri personaggi impellicciati presenti nella galleria giorgionesca o paragiorgionesca, quella galleria nota soprattutto a Canova tramite le parole di Ridolfi e le stampe di dipinti allora attribuiti a Giorgione. Ma quella pelliccia, si diceva, che riveste il Giorgione di Canova, riconduce a Canova stesso, assai simile o in fondo la stessa pelliccia del ritratto di un contemporaneo, l'uomo del Volgo Meo Carlucci. Allora Canova è veramente un intrigante e irresistibile giocatore artista postmoderno, il suo postmoderno. Operazione permessa perché Giorgione è pericoloso, come voleva Arturo Martini. Un altro artista, sapete, quando gli artisti parlano degli artisti, a volte sono più acuti dei critici stessi. E Arturo Martini aveva capito Giorgione meglio di altri con questa affermazione. E Canova aveva già colto a suo tempo e percorso questa pericolosità labirintica, dove si entra ma non si sa se si arriverà ad uscire. E allora Giorgione, e chiudo, è pericoloso perché anche stavolta, guardando un dipinto, ognuno vedrà sempre ciò che vuole vedere. Ed è giusto che sia così. Fa parte, ancora una volta, del gioco. Grazie. Grazie molte. Allora, a questo punto cosa fa Canova? Prende accordi con uno dei suoi mecenati, il principe Abbondio Rezzonico. Siamo a Roma, l'ho detto prima, nel 1792, e si decide di ingannare tramite questa opera gli intenditori d'arte del tempo,
alcuni insomma, degli intenditori d'arte presenti a Roma in quel giro d'anni. Canova inizia ad architettare la beffa. La mostra è organizzata così, a 2 macro sezioni, a parte quella del piano terra, e al piano superiore invece ci poniamo 2 domande. 1, come si architetta una beffa? E 2, come si mette in scena. Come architettare una beffa? Punto primo, l'abbiamo visto, Canova pittore. Punto secondo, l'abbiamo appena sentito, è quello di essersi confrontati con l'autore che si intende imitare. Terzo punto, mettere insieme dei congegni di autenticità. E qui Canova sta attento. Cosa fa? 1. Utilizza questa tavola cinquecentesca che abbiamo potuto vedere anche durante l'accrochage del quadro i giorni scorsi, che è una tavola del 500 sulla quale sovradipinge. Poi cosa aveva letto? Che nella famiglia Widman veneziana, di origine carinziana ma ormai da secoli a Venezia, il Ridolfi avrebbe riportato notizia della presenza di un autoritratto di Giorgione. Quello è lo spunto. Widman, famiglia veneziana imparentata con la famiglia Rezzonico del principe e correo di questa beffa, ragione per cui ecco che sul retro di questa tavola vengono apposti i sigilli della famiglia Rezzonico, i sigilli della famiglia Widman, per dare anche una tradizione di possesso credibile a questo falso. Dopo questi congegni di autenticità si passa ai congegni, diciamo così, di verosimiglianza fisionomica, e qui sta il confronto con alcune incisioni, con alcune stampe, che erano quelle che Canova è esplicito l'Antonio d'Este nel suo racconto di questa beffa, con cui lui dice poi che si era comprato dei rami per confrontarsi. E allora che cosa ha avuto presumibilmente in mano? Forse la famosa incisione di Hollar, sicuramente Ridolfi, e molto probabilmente appunto il Vasari nell'edizione del 1568 con le illustrazioni dei pittori della vita di Giorgione. Questi sono i suoi modelli. Poi introduce quel modello di Damosseno, quindi un modello con una mascolinità rinascimentale un po' diversa da quella tramandata da queste fonti, e su questa base modella il proprio Giorgione e crea questo autoritratto. Composta la beffa, si trattava adesso di prendersi gioco delle vittime di questa beffa, e noi in mostra abbiamo reso questo momento conviviale in cui tutto avvenne, creando una sala in cui si ricrea un po', benché in una chiave naturalmente moderna e contemporanea, vorrei dire, questo gioco. Siamo a casa del principe Rezzonico, ve l'ho già detto prima. I commissari invitati sono 8, poi ci sono Canova all'inizio non viene, arriva dopo. Ci sono personaggi come Angelica Kaufman, Gavin Hamilton, Giuseppe Cades, De Boni e altri ancora, tra cui un restauratore Burri che non siamo ancora riusciti a identificare e che abbiamo chiesto anche a varie persone. Speriamo che presto emergano notizie al proposito. All'ora del pranzo si comincia a dire arriverà questa cassa da Venezia. Vedrete che poi noi abbiamo usato questa cassa, la cassa clima con cui è arrivato il nostro quadro da Roma, come al tempo di questa beffa da Venezia è arrivata la cassa di legno con i finti sigilli contenente l'autoritratto di Giorgione. Al momento del caffè, vedrete che questo caffè è rievocato in mostra da una bellissima tazzina settecentesca che fa parte delle nostre collezioni Varo, e al momento del caffè avviene l'ostensione, si apre la cassa e si mostra l'opera. Gli 8 commensali gridano al miracolo: come Giorgione non c'è nessuno. Inimitabile Giorgione, straordinario Giorgione, meraviglioso Giorgione. Soltanto il misterioso restauratore Burri dice: qualcosa dell'occhio non mi convince. Angelica Kaufman dice: vorrei sapere io fare degli occhi così. Insomma, tutti sono convinti. Il visitatore a questo punto troverà in mostra le 2 fonti che raccontano questa storia, quindi Antonio d'Este e Melchiorre Missirini dell'Ottocento, e in fondo nel cono visuale della Sala del Fregio, quindi sotto un Giorgione, vedrà in fondo l'autoritratto. Avviandosi verso l'autoritratto ci saranno 2 sorprese. Io sto pensando adesso se devo dirle o no, ma perché non dovrei dirle, tanto le vedrete. Troverà sulla sinistra appunto il magnifico ritratto in marmo che sia stato il prestito del Tempio di Possagno di Antonio d'Este, che è un ritratto di Antonio Canova che guarda l'autoritratto di Giorgione,
che a sua volta è vegliato dalla parte opposta da Memes, che appunto invece, e qui ringrazio Lino Zanesco per la segnalazione e per il prestito di quest'opera, in cui si racconta appunto come Canova riuscì a tenere in piedi per un anno questa faccenda del falso e infine, riempiendo di dilettazione, dice anche il suo principe Abbondio Rezzonico, svelò a tutti che non era Giorgione ma era Antonio Canova. Ecco, per noi, ripeto e chiudo qui, poi in modo tale che fra poco possiate vedere veramente dal vivo tutto quello che vi abbiamo ora raccontato, per noi, per il Museo Casa Giorgione, questo omaggio a Canova, noi volevamo che fosse non un omaggio di facciata, non un omaggio, come si può dire, legato alla contingenza, ma che fosse proprio un qualcosa di compenetrato nelle nostre attività e anche appunto in queste ricorrenze dei 200 anni. Io spero che sia possibilità per noi di continuare a lavorare in questa direzione, che stiamo cercando molto di raccontare un Giorgione che è anche il Giorgione dopo Giorgione, che è una storia che fa parte di Giorgione. Detto questo, ringrazio ancora tutti voi che siete qui e tutti quelli che hanno reso possibile questa mostra, a cominciare naturalmente dall'amministrazione comunale di Castelfranco. Grazie a tutti e buona mostra. Ringraziamo i componenti del comitato scientifico perché non solo ci hanno permesso di sfogliare in anteprima il catalogo con questo splendido percorso, ma ci hanno anche portato già all'interno della mostra, quindi possiamo anche terminare qui la serata, forse, no? Assolutamente no. Assolutamente no, perché vi accompagneremo presto al taglio del nastro. Ricordo un catalogo che veramente è molto descrittivo, quindi un catalogo che è in vendita da quest'oggi, curato direttamente dai componenti del comitato e pubblicato da Sagep di Genova. Però la città del Giorgione per questa sera fino al giorno di Pasqua, quindi poco prima di Pasqua, è anche la città del Canova, e quindi lascio la parola ora al sindaco, al primo cittadino della città di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon. Che do il benvenuto e buonasera. Grazie Andrea, buonasera a te. Poi da che colpo d'occhio davanti non c'era la percezione di aver fatto quasi sold out, no? Tutto pieno, bello, bellissimo, e questo testimonia la convinzione che ho. E prima di dirvela parto perché vedo il comandante della nostra compagnia, il maggiore Zampolli, e non è proprio così scontato avere il comandante di compagnia alla presentazione di una mostra d'arte, quindi ringrazio veramente della partecipazione. Tutte le autorità presenti, vedo Don Paolo Barbisan, grazie Don Paolo della tua presenza, mi permetto di continuare a darti del tu, vero? Grazie. Da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale, perché oltre all'assessore Garbuglio vedo presenti l'assessore Pivotti, l'assessore Giovine, il consigliere Pavin. Saluto e ringrazio anche il sistema delle scuole, vedo il preside Zabattiero, insomma tutti coloro che hanno reso possibile fare questa massa critica che poi va nella riflessione verso rispetto alla quale facevo riferimento prima, e cioè che il sindaco nel suo ruolo di regista, perché mi considero tale, oggi sta vivendo una serata bella, felice, perché vede un sistema di relazioni, un sistema di territorio e di comunità che fa massa critica ben oltre la cinta muraria, perché andiamo a coinvolgere la provincia del Belluno, Roma, le province di Vicenza, il comune di Bassano, tutte queste associazioni, tutti questi portatori di interesse che oggi qui riempiono il teatro e da qui ad aprile riempieranno il nostro museo, che per la sua conformazione è piccolo, non può ambire ad ospitare chissà quali mostre, però nel suo piccolo è una bomboniera e fa fare bella figura a tutto il territorio, grazie alle relazioni appunto. Tramite il Giorgione ci sono collegamenti che oggi ci portano al Canova, collegano al Canova, ma il Giorgione insomma è un trade union che unisce un po' a 360 gradi, quindi la soddisfazione mia oggi è vedere questa massa critica concentrata a Castelfranco Veneto, ma non focalizzata solo nella sua città, e che ragiona in modo ampio, che si relaziona in termini di area vasta, e questa secondo me è la chiave che oggi serve per far crescere le comunità e per far godere a chi è del settore, a chi ama la cultura, l'arte, un qualcosa di bello, di nicchia per certi aspetti, e anche per i profani, avere la possibilità
anche per il profano, di capire che alcuni aspetti sono semplici se vengono comunicati in modo semplice. A me questa è la cosa che gratifica di più perché, ribadisco, il sindaco regista, quello di Castelfranco Veneto, rispetto ad arte e cultura evidentemente ha qualche lacuna, colmata però dai collaboratori che ho, dal direttore del museo, dal suo dirigente, il dottor Mastrangelo, che vedo qui in sala. Questo fa far bella figura alla città, non al sindaco, ed è questo il focus che noi dobbiamo portare avanti. Aiuta le attività imprenditoriali, aiuta i cittadini a crescere, aiuta a stare bene tutti insieme e ci rende belli. E di questo io oggi sono veramente orgoglioso e porto il saluto e il ringraziamento mio e di tutta la comunità che rappresento in questo momento, con l'auspicio, ma so che insomma l'abbiamo interpretato questo spirito, cioè lavorare senza gelosie entro mura, cercando di essere orgogliosi di quello che abbiamo, ma renderlo disponibile alle comunità. Questo è uno spirito già testato a Castelfranco Veneto e che sta dando dei risultati. Talvolta è difficile a parte del sindaco, perché sì, ma Castelfranco è Castelfranco, sindaco, guarda che se non so, fai la Sisus ed è la capitale Montebelluna, Castelfranco è Castelfranco. No, non è così. Castelfranco all'interno di un territorio oggi che ragiona assieme ad altri e produce bellezze, le massimizza solo se è in grado di superare le gelosie, con una puntina di orgoglio, per l'amor del cielo, ma che superi le gelosie. Questo è uno spirito, un indirizzo che noi portiamo avanti sin da quando io ho il privilegio di essere il sindaco della città e che mi impegno di portarlo avanti fin tanto che lo sarò. Grazie ancora. Grazie Sindaco, se prima abbiamo visitato la mostra, lei ci ha portato in cima alla torre civica per dare uno sguardo alle bellezze del territorio, con questo sguardo aperto, quindi grazie Sindaco veramente, ma scendiamo dalla splendida torre civica e adesso invito voi tutti un po' a mettere il cappotto e ci apprestiamo alla visita. Ricordo che c'è un buffet caldo offerto dai ragazzi dell'Istituto Maffioli, quindi grazie anche loro, quindi grazie al mondo scolastico poi che sarà protagonista, vero Assessore, in questi mesi anche delle visite, e quindi Direttore, grazie a lei, grazie ai nostri gentili componenti del Comitato Scientifico, quindi l'invito ora va a voi tutti alla visita della mostra e al classico taglio del nastro. Grazie a tutti e buon proseguimento.